Bernardi, un bilancio di questa edizione 2025 di Caseus. Allora possiamo dire che è stata anche questa un'ottima edizione. Non abbiamo raggiunto i numeri dell'anno scorso, però oggi pomeriggio, la domenica, abbiamo avuto moltissime presenze. Lo stesso il sabato. Domenica mattina il tempo però non ci ha aiutato. Dobbiamo dire però che c'è stata una forte partecipazione di concorrenti ai concorsi, di espositori, di gente con attenzione, di gente che è venuta alle degustazioni. Oltre 5.000 persone hanno seguito le degustazioni, quindi questo per noi è stato un grandissimo successo. Ripeto, i numeri sono quelli dell'anno scorso, però posso dire che come qualità di visitatori e produttori forse è superiore a quella dell'anno scorso. Un grande risvolto è stato quello della solidarietà che come sempre vede Caseus in prima fila. Ecco, la solidarietà quest'anno ha avuto un riscontro maggiore degli altri anni, quindi vuol dire che la sensibilizzazione è stata giusta. Abbiamo avuto anche una grande presenza al Festival delle DOP e sia il tartufo sia il gelato assieme al Confartigianato ha portato a questo notevole successo. Quindi io ringrazio tutti e dico solamente che la 21ª edizione si è conclusa in maniera meravigliosa.